Sì, innanzitutto fatemi ringraziare e ricordare Giancarlo Gentilini, perché quando si parla della sua eredità, ovviamente sia nell'approccio amministrativo che nell'amore nei confronti della città, non possiamo non ricordare l'amore che lui aveva nei confronti delle mura, e quindi per me è stato doveroso iniziare questo intervento, che è stato un intervento impegnativo sia da un punto di vista economico che da un punto di vista delle tempistiche, da un punto di vista tecnico, perché stiamo parlando di un restauro conservativo, però lo dovevo a Giancarlo, lo dovevo alla città di Treviso, lo dovevo ai cittadini, soprattutto ai cittadini di domani, che attraverso questi luoghi impareranno a conoscere la storia della città. E poi, pensando al sistema di difesa idraulico di Fragiocondo, al sistema di bastionato delle nostre mura e alle tante ricchezze storiche e culturali della nostra città, questo è il primo passo verso la candidatura della città di Treviso a patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo dei tesori che sono unici al mondo, abbiamo dei tesori che richiamano la responsabilità degli amministratori e dei cittadini, però vanno valorizzati attraverso questa candidatura, che sarà anche l'occasione giusta per far conoscere la nostra città ai trevigiani e ai turisti che verranno e che vengono sempre più numerosi a godere delle bellezze di questa città. Però fatemi ringraziare l'assessore Zampese, perché ha portato avanti con grande impegno con tutto il settore lavori pubblici questo intervento da 7 milioni di euro. Sono 4.000 metri quadri di intervento di restauro conservativo, significa 1 chilometro di mura. È il primo passo, perché completeremo poi tutto il giro delle mura, però è una giornata storica, perché riconsegniamo alla città un quadrante delle nostre mura completamente riqualificato e pronto per volare in alto verso obiettivi ambiziosi come la candidatura a patrimonio dell'UNESCO.